Dottore. Buongiorno, ben ritrovati in diretta come ogni giorno in primo piano a Treviso, dove ieri c'è stato un gravissimo incidente stradale dove sono stati coinvolti due fratelli giovanissimi. Il più grande, solo 15 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso, ma ce ne parla subito il nostro Christian Arboit, che lo vedo nello schermo, che si trova sul luogo dell'incidente. Christian, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Dicevi bene, l'ennesimo incidente sulle strade della Marca trevigiana ieri nel tardo pomeriggio alle 17:30, era già buio qui a Preganziol. Ci troviamo lungo il Terraglio, una strada nota ai più, una delle più trafficate e insidiose del Veneto. Qui tra via Montegrappa e via Dante Alighieri, su queste strisce pedonali stavano transitando due fratellini di 7 e 15 anni. Si tenevano per mano, il più grande teneva per mano il più piccolo, il più piccolo teneva al guinzaglio un cane. L'impatto con una Peugeot bianca condotta da una 72enne di Roncade che procedeva in direzione Treviso è stato micidiale. I due ragazzini, due bambini sono stati sbalzati, soprattutto il quindicenne, quindi da queste strisce pedonali a questa zona sostanzialmente una decina di metri. L'impatto appunto micidiale, si è sentito un botto, raccontano i testimoni, e poi appunto si sono riversati qui i soccorsi, l'ambulanza del SUE, ma le forze dell'ordine, in particolare però nell'immediatezza degli operatori della sanità. Proprio qui davanti c'è lo studio dentistico del dottor Sandro Taverna, noto anche per il suo impegno amministrativo. Qui dietro c'è il centro di medicina, anche da qui sono arrivati dei sanitari che hanno portato un primo soccorso a questi due ragazzini. Cosa è successo poi? È successo che il bambino di 7 anni si è rivelato subito cosciente, impaurito ma cosciente. Peggio è andata al fratello maggiore, che è stato trasportato in gravissime condizioni al Cafoncello. Questa notte è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Sul posto ieri sera in pochi minuti è arrivata anche la madre. Ma facciamo così, Daniela, prima di presentarti l'ospite che ho qui con me, Simonetta Trabucco, consigliere comunale qui a Preganziol. Ci raggiungerà anche il sindaco Paolo Galeano. Ti farei sentire proprio le parole, la testimonianza del dottor Sandro Taverna, che ieri sera per l'appunto è intervenuto sul posto. Sentite Taverna. Purtroppo io stavo lavorando, quindi non ho visto in maniera diretta l'incidente. Sono stato richiamato da una mia assistente che è corsa proprio a dirmi che c'erano dei ragazzi diversi al suolo in mezzo alla strada, erano stati investiti, cosa che purtroppo qui capita spesso, perché abbiamo soccorsi altri due. Sono uscito, mi sono trovato non dove vedete quelle strisce pedonali lì, ma un po' più spostato, dove c'è quell'incrocio, diciamo una decina di metri più in là, due ragazzi al suolo con delle persone attorno che li soccorrevano già, tra cui due ragazze in camice che penso siano delle colleghe o delle infermiere del centro di medicina. E c'era un ragazzo che era nel panico, diciamo quello un po' più giovane, che dopo abbiamo saputo che ha 7 anni, che era nel panico, aveva preso politraumi, insomma aveva senz'altro qualcosa che non andava, però era vigile al risveglio, mentre l'altro ragazzo era riverso al suolo con il viso proprio contro l'asfalto. E lì abbiamo cercato, ovviamente non facendo manovre drastiche, perché sempre per paura di traumi ovviamente alle vertebre, di spostarlo leggermente perché potesse respirare, perché aveva sangue in bocca.
E una volta liberata la bocca, diciamo, dal sangue, ha cominciato a respirare in maniera affannosa, però il polso era buono, non abbiamo usato il defibrillatore che abbiamo qui, per cui non ci sarebbe stato problema. Però il polso era buono anche se frequente, lui non era assolutamente cosciente, quindi quello che abbiamo notato è che aveva una pupilla dilatata, una no, quindi anisocori che si dice in termine tecnico, e quindi abbiamo capito che c'era un trauma serio, insomma, e probabilmente un'emorragia cerebrale, insomma, qualcosa del genere. E poi lì è arrivata l'ambulanza. L'ambulanza è arrivata in un lampo, devo dire, sono stati veramente eccezionali, perché come eravamo lì fuori, dopo 2 minuti abbiamo visto le luci arrivare, per cui sono arrivate 3 ambulanze più una macchina medica, si dice, cioè quella che non può portare il paziente ma con i medici dentro. Già nella prima ambulanza c'era un medico, gli abbiamo spiegato la cosa e loro sono intervenuti con una velocità eccezionale. È arrivata anche la mamma poi. La mamma è arrivata 5 minuti dopo che l'hanno chiamata e ovviamente sotto shock, ha preso in braccio il bambino, quello più piccolo, che si è alzato, si è mosso. Però dopo li hanno presi entrambi, li hanno portati via ovviamente, e ho visto che intubavano il ragazzo più grave, sono rimasti un pezzo qui davanti e dopo sono partiti, insomma, ecco. E oggi ovviamente si spera. Io ho avuto notizie perché ho lavorato all'ULS per parecchio tempo, sono stato nelle USCA e conosco molta gente, ho chiesto e mi hanno detto che il ragazzo è in condizioni veramente serie. Ecco, io mi auguro, guardate, che il ragazzo si riprenda, perché è stato uno shock veramente, perché vedere una cosa così a un ragazzo di 15 anni è terribile. E poi devo dire una cosa, ecco, da un po' di tempo, da un anno forse anche più, qui c'era un LED bellissimo che illuminava queste strisce pedonali, che è spento. Ecco, magari colgo proprio l'occasione per dire al sindaco, che so che è molto attento a queste cose, di ripristinare questo LED, perché questo dà una luce eccezionale e si vede, perché come potete vedere lì finiscono i semafori di Preganziol, quindi siamo in una zona di ripresa di velocità, per cui uno magari parte tranquillo e non pensa che qui ci sia una striscia pedonale importante, perché abbiamo fermata dell'autobus a destra e fermata dell'autobus a sinistra, e quindi c'è sempre un passaggio continuo, oltre che quel brutto incrocio lì e questo brutto incrocio qui. Quindi è una zona dove un altro semaforo non farebbe male a nessuno, secondo me, ma almeno ripristinare il LED, ecco, questo sarebbe una cosa buona. Questa dunque è, Daniela, l'hai sentita, la testimonianza di Sandro Taverna, del dottor Sandro Taverna, che ieri sera ha prestato soccorso a questi 2 ragazzini. Qui con me il sindaco di Preganziol mi ha raggiunto, lo ringrazio, Paolo Galeano. Sta procedendo la polizia locale, i rilievi sono affidati alla polizia locale. Sindaco, lei ha sentito la famiglia, che cosa ci può dire? Sì, purtroppo ieri siamo stati contattati per questa bruttissima notizia. E la cosa a cui pensiamo in questo momento, la prima, è che davvero il ragazzo si riprenda il prima possibile. Sappiamo che le condizioni non sono buone e davvero confidiamo che si riprenda il prima possibile. Ecco, ci stanno dicendo, qui con me c'è anche la consigliera di minoranza Trabucco, ci sono degli automobilisti che si sono fermati per dirci che ieri sera, e lo dice in parte anche Sandro Taverna, parte dell'illuminazione di questo attraversamento pedonale non funzionava. Sì, allora, l'illuminazione pubblica era tutta accesa e funzionava, i segnali ci sono e sono luminosi e ben visti, il pastorale che non funzionava ieri sera era quello, ma che è un suppletivo, quello del lato ovest. I ragazzi attraversavano dal lato est e quindi non c'era impatto visivo né di macchine e la situazione era illuminata non solo dalla pubblica ma anche dal pastorale stesso, quindi non c'era il problema della mancanza di illuminazione, non è stata
quella la problematica. Che il Terraglio sia una strada con dei rischi importanti è evidente, insomma, dalla frequentazione quotidiana che c'è e anche dagli episodi che si sono registrati. Questo è il motivo per cui comunque anche a livello strutturale si sta cercando di intervenire su tante cose, il rifacimento dell'illuminazione. Abbiamo fatto la richiesta per l'installazione di 2 box di rilevazione fissa, come quelli per intendersi che ci sono nella tangenziale a Treviso, per cercare di limitare il più possibile la velocità nel tratto che da qui va fino al Terragliol a Frescada. È in programma per l'anno 2024 la sistemazione dell'intersezione a San Bughè, quindi tante cose si stanno cercando di fare, poi l'incidente va visto per quello che è in maniera puntuale, quindi ogni condotta va analizzata nello specifico. Ogni storia a sé, lei dice, quindi funzionava. Siamo live e ovviamente dobbiamo capirne un po' di più, è il nostro mestiere. Simonetta Trabucco, consigliere comunale, lei invece dice questo è un attraversamento pedonale pericoloso. Sì, intanto mando da madre un abbraccio grandissimo alla famiglia di questi 2 ragazzi e spero che tutto si risolva per il meglio. Non entro nella dinamica dell'incidente perché non c'ero, è una dinamica che non conosco, però c'è un fatto che da molto tempo i cittadini di questa zona e anche di altre zone di attraversamenti pedonali sul Terraglio reclamano più attenzione all'illuminazione, alla manutenzione, perché risultano essere spesso spenti, non illuminati. Così mi si dice e ho potuto constatare anch'io alcune volte. Quindi credo che il sindaco dice che sì, si faranno delle cose, sono in programma. Ecco, io credo che dovevano già essere fatte queste cose. E quindi mi auguro veramente che venga messa a mano immediatamente e prestissimo, perché non si può più attendere, i cittadini aspettano delle risposte. Come dicevo, siamo assolutamente live, chiaramente in questo momento c'è apprensione per le sorti di questo ragazzo di 15 anni. Sì, allora ripeto, nel punto in cui è avvenuto l'attraversamento del ragazzo che è stato impattato, il pastorale funzionava e da quella parte non c'erano né auto né mancanza di illuminazione, quindi non è questo il punto. Abbiamo ricontrollato anche le segnalazioni questa mattina, non è giunta nessuna dai cittadini. La polizia locale in data 2 novembre aveva fatto una segnalazione per la luce che mancava lì più a sud in piazza Gambino, chiedendo una verifica anche dei relativi passaggi pedonali. Dei cittadini non è arrivato niente. Noi abbiamo un incarico con Contarina che sta sistemando tutto l'impianto di illuminazione, i lavori sono quasi giunti al termine e all'interno di quello c'è alla fine la sistemazione anche di tutti i passaggi pedonali, quindi non ci sono cose da fare, sono cose già previste. Poi è ovvio, insomma, non penso che siamo qui a parlare di nessun tipo di corresponsabilità. Io ripeto, dobbiamo essere lucidi e valutare le condotte per quello che sono. Nessuno esclude che il Terraglio, come dicevo prima, sia una strada che ha determinati rischi per l'altra frequentazione che ci sono, però ieri nel territorio di 3 comuni del corpo intercomunale sono successi 4 incidenti, questa mattina ce n'era un altro, tutti per tante dinamiche. Probabilmente le condizioni che creano questi problemi sono molte e diversificate. Allora, grazie Sindaco Galeano, grazie alla consigliera comunale Simonetta Trabucco. Vi do un aggiornamento dall'ULS 2 dove di fatto confermano che il quindicenne è in prognosi riservata e quindi è ricoverato. Questa notte ha subito l'intervento di cui vi parlavo prima, particolarmente delicato, mentre il fratellino di 7 anni insomma sta tutto sommato bene, molto provato dal punto di vista, e non potrebbe essere altrimenti, psicologico. Dal Terraglio qui a Preganziol è tutto. Daniela, ti restituisco la linea con Simone Merlo. Grazie davvero a Cristian Arboit, grazie anche a Simone Merlo. E una notizia riguarda sempre un incidente stradale avvenuto tempo fa a Vicenza. Il GIP di Vicenza, Roberto
Venditti ha respinto questa mattina il patteggiamento a 3 anni e 11 mesi che era stato presentato dal legale di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco responsabile della morte dell'ex ciclista Davide Rebellin. La difesa di Rieke aveva presentato nei mesi scorsi una richiesta di patteggiamento, ma poi è stata respinta e c'è soddisfazione ovviamente da parte dei familiari di Rebellin che invece si erano ovviamente opposti a questa richiesta. Ed ora torniamo invece a parlare del caso di Filippo Turetta in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Emergono sempre nuovi particolari sull'omicidio. Ora è la volta di alcuni messaggi, sia di testo che audio, spediti da Turetta a Elena, la sorella di Giulia, e agli amici. Sentiamo. Filippo Turetta voleva dire la sua su tutti gli aspetti della vita di Giulia, una sorta di controllo totale su di lei, con toni apparentemente gentili ed educati, ma con molta insistenza. È quanto emerge da una serie di messaggi che la trasmissione Chi l'ha visto ha mostrato e di messaggi audio che ha fatto sentire nell'ultima puntata. Messaggi inquietanti alla luce di quello che è accaduto, che fanno pensare a un ragazzo possessivo che voleva mettere bocca su tutti i dettagli della festa di laurea, ad esempio, una festa che non c'è mai stata, e poi che si innervosisce perché Giulia ha spento il telefono, non l'ha richiamato. E allora insiste con la sorella di Giulia, Elena, perché le dica di accendere il telefono e di contattarlo dopo troppe ore, a suo dire, trascorse senza farsi sentire. Ciao, scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso? No. Perché? No, non è giusto. Non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata. Digli almeno che ti ho scritto. Filippo, dalle un attimo di respiro. Di respiro da cosa? Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata. Scusa. Grazie. Quanto alla festa di laurea, anche lì Turetta vuole controllare i contenuti del papiro, il disegno con le passioni e gli aneddoti sulla vita di Giulia, ma anche sul tipo di bevande alcoliche, gli scherzi e lo svolgimento della festa. Volevo chiederti un'opinione perché ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura, no, sulla chat eccetera, e ci stavano tutti, però c'erano tipo proprio un paio di cose, una o due che, cioè, non saprei come dire, ma ad esempio le tisane, cioè alla Giulia non piacciono le tisane, anzi da quello che so lei beve proprio, non le ha mai bevute quasi, anzi per lei sono d'acqua sporca eccetera, però qualcuno l'aveva detto e quindi cosa facciamo? Lo diciamo lo stesso da mettere nei dettagli oppure boh, cioè a meno che tu mi contraddici dici che è una sua caratteristica della Giulia, ma non mi pare proprio, quindi possiamo anche tralasciarlo, tipo questo dettaglio che hanno scritto. Poi per il bere anche lì qualcosa di non eccessivo per quanto riguarda l'alcol, perché poi rischia anche mal di testa forte, poverina magari. Durante la trasmissione, infine, si parla di alcuni appuntamenti allo sportello psicologico dell'ULSS 6 Euganea, anche se l'ultimo non si svolgerà mai, perché il giovane era già in fuga sulla sua Fiat Punto verso la Germania. Sarà difficile perdonare Turetta, ma abbraccio i suoi genitori, l'ha detto Gino Cecchettin all'indomani dei funerali di Giulia, a cui il ragazzo non ha potuto assistere dal carcere in cui è detenuto a Verona. Cercano di evitare di fargli vedere giornali e televisioni, ma è una cosa buona e saggia, e se la direzione sta facendo questo, sta facendo veramente una gran bella cosa. Filippo Turetta non ha dunque potuto assistere ai funerali di Giulia dal carcere di Montorio Veronese in cui è detenuto, né leggere i giornali, come riferiscono le voci di Radio Carcere, mentre i detenuti nel frattempo hanno scritto una lettera in cui smentiscono di aver protestato per la consegna dei libri al 21enne. Mi raccontano di un ragazzo che ha difficoltà a guardare le persone negli occhi, vero? Quindi questo vuole dire tanto, vero? Perché si sente talmente in colpa, talmente si vergogna di quello che ha fatto che non riesce nemmeno ad alzare lo sguardo. Ora che si è fermato perché il carcere ti ferma, perché finché scappi pensi alla fuga, pensi oddio cosa faccio, devo che, ma quando sei fermo e hai tanto tempo, devi fare anche i conti con la tua coscienza. Io credo che il problema di Filippo ora sia quello e chi c'è dentro con lui se ne sta rendendo conto.
Dobbiamo chiederci come mai tutte queste baby gang e come mai tutti questi ragazzi di 18-20 anni in carcere. C'è sicuramente qualcosa che non funziona, ma non funziona fuori, non è il dopo il problema è il prima. Intanto, all'indomani del funerale nella Basilica di Santa Giustina a Padova, il papà di Giulia, che è tornato al lavoro, parlando di colui che gli ha strappato per sempre la sua Giulia, ha detto: non so se riuscirò a perdonarlo, sarà difficile. Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Sui suoi genitori, invece, sempre più provati, come ha riferito il sindaco di Torreglia, Gino Cecchettin ha detto: do loro un grande abbraccio, perché forse io ritornerò a fare un sorriso, loro faranno più fatica, quindi hanno tutta la mia comprensione e il mio sostegno, ha concluso. Forse anche per questo non hanno avuto la forza di presenziare al funerale di Giulia. Ed ora andiamo a Martellago, dove per noi, la vedo sullo schermo, c'è la nostra Ilaria Marchiori, i vandali che hanno colpito quello che è un simbolo della lotta alla violenza alle donne. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai detto tu, qui in piazza 4 novembre a Maerne di Martellago, di fronte alla biblioteca, ieri sera intorno alle 23, questo lo sappiamo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato completamente vandalizzata questa installazione che era stata inaugurata in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Sopra questi due cubi c'erano varie scarpette rosse posizionate in maniera differente le une dalle altre e sono state trovate poi questa mattina tutte qui sulla piazza. Ora non ci sono più perché le hanno portate via. Come appunto dicevi, non è un attacco a un simbolo che ha però un significato molto più ampio, che purtroppo ci troviamo a dover denunciare e segnalare a soli 2 giorni dal funerale di Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina a Padova, in cui abbiamo sentito le parole del papà di Giulia, Gino, che evidentemente queste 2 persone non hanno minimamente preso in considerazione. Qui insieme a me ci sono il sindaco di Martellago Andrea Saccarola e una componente della Proloco di Martellago. Benvenuta Marta, benvenuto sindaco. Allora, innanzitutto sindaco, come commenta questo gesto, se è possibile commentarlo? È incommentabile, infatti, un gesto che stamattina tutte le persone che prendono il pullman che avevamo qui vicino appunto alla fermata hanno visto quello che ho visto io stamattina, tutte le scarpe a terra, dopo la passione della Proloco avere installato, e anche le scuole che erano qui il 25 di novembre e il 24 appunto per dire no alla violenza contro le donne. Vedere un scempio del genere ha colpito il cuore di molti. Infatti stamattina ho fatto subito un post su Facebook dove mi sono anche un po' sfogato, ma penso che sia giusto che queste persone vengano punite. Ecco sindaco, lei ha avuto modo di visualizzare le immagini delle telecamere, perché ce n'è proprio una, non so se la telecamera di Francesca ci può aiutare, una qui di fronte che ha ripreso esattamente quello che è avvenuto ieri sera. Certo, alle 23:09 si vedono queste 2 persone, sembra una ragazza e un ragazzo che prima di fare questo gesto addirittura si sono fatti un video. Spero che questo video sia nei social, così riusciremo ancora prima a prenderli e poi a punirli. Quindi si sono fatti un video, poi cosa hanno fatto? Avevano un bastone, qualcosa? No, tutto con le mani, hanno buttato a terra tutto e poi sono andati via. Avete capito? Addirittura si sono anche prima fatti un video, una fotografia, questo lo capiremo mano a mano, che probabilmente sarà anche pubblicato da qualche parte, sindaco. Me lo auguro, ripeto, perché se veramente troviamo anche il video è più semplice ritracciarli, altrimenti con la denuncia ai carabinieri che faremo chiederò di visionare tutte le telecamere qui vicino alla piazza per trovare queste persone che hanno fatto questa cosa brutta. Ecco Marta, voi della Proloco vi eravate impegnati per realizzare questa installazione in occasione proprio della giornata contro la violenza sulle donne. Dicevamo proprio poco fa, per lei questo è più di un attacco a un simbolo? Assolutamente sì, perché noi il nostro impegno proviamo a mettercelo, tentiamo di lanciare i messaggi che riteniamo condivisi da tutti, tra l'altro, solo che fatta davvero tanto male, soprattutto in questo momento storico, perché veniamo, come abbiamo detto prima, 2 giorni fa i funerali di Giulia. Dobbiamo partire a punire da questi piccoli, virgolettato all'ennesima potenza, gesti per poi evitare di rivedere sempre
gli scenari che purtroppo stanno diventando troppo frequenti. Il rispetto verso la donna si vede proprio anche da qui? Assolutamente sì, dalle piccole cose vediamo il rispetto per le donne, ma il rispetto in generale. Ecco, quello che fa specie, sindaco, è che in realtà tra questi due ragazzi ci fosse anche una ragazza, una donna. Sì, ma va a capire perché l'hanno fatto. Voglio capire chi sono, appunto, per chiedere ma perché l'avete fatto, soprattutto a 2 giorni dal funerale di Giulia, di tutte le donne assassinate nel mondo. Veramente un gesto veramente crudele che non ha senso. Soprattutto dopo anche le parole del papà di Giulia con quel testo che ha letto, dove dice che il passato sicuramente non si può cancellare, ma il futuro deve cambiare. Ecco, forse bisognerebbe cambiare anche dal punto di vista di quella che potrebbe essere una punizione nei loro confronti. Spero proprio di sì. Adesso, ripeto, andrò dai carabinieri, chiederò di visionare tutte le telecamere, perché è giusto che questo gesto venga punito. Nel frattempo cosa accadrà? L'installazione verrà sistemata? Che cosa avete intenzione di fare? Quanto prima faremo un punto della situazione per ripristinare, se ci sarà possibile, e vedere anche lo stato, perché purtroppo per impegni non avevo visto la situazione della mattinata. Grazie alla Proloco di Martellago, grazie al sindaco di Martellago Andrea Saccarola. Io qui da Piazza 4 Novembre a Maerne restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marco, grazie anche ai suoi ospiti, un gesto, l'avete sentito, davvero inqualificabile, come ha detto il sindaco, e chiunque veda questo filmato, questa foto nei social può avvertire davvero il primo cittadino, oppure chiamare, addirittura inviarlo ai carabinieri. Comunque saranno visionate le telecamere di videosorveglianza proprio per identificare questi 2 persone. Come diceva la nostra collega, insomma, fa specie che un atto così grave venga fatto addirittura, insomma, da una donna. E come abbiamo detto, abbiamo parlato della morte di Giulia Cecchettin, tante purtroppo, troppe, le donne vittime di violenza, donne che sono state uccise in relazioni che sono veramente relazioni malate. E come il papà di Chiara Gualzetti, ai funerali di Giulia Cecchettin hanno partecipato anche i genitori di Luana Bussolotto, la giovane donna di Cinto Euganeo, uccisa 13 anni fa dall'ex fidanzato nella casa che aveva appena acquistato a Noventa Vicentina. Abbiamo sentito la mamma di Luana, Graziosa Pattaro. A pensare che avevo in casa un assassino, dove lei, quando me l'ha presentato, mi ha chiesto dopo quando è andato via: mamma, cosa dici? Ah, è brutto, sai, è brutto, tu sei bella, è brutto, ma è tanto bello dentro, hai capito? È tanto bello dentro, e quello era la sua bellezza che aveva dentro, purtroppo. Un dolore che non si rimargina, una ferita che si riapre ogni volta che una giovane donna rimane vittima di chi diceva di amarla. Graziosa Pattaro era a Padova martedì con il marito Angelo per stringersi a Gino, Elena e Davide Cecchettin. Erano a Santa Giustina, come sono andati il 12 novembre alla fiaccolata di Vigonovo. La sua Luana è stata uccisa 13 anni fa, nella sera di Pasqua del 2010, da Luca Bedore, l'ex fidanzato, condannato dopo 3 gradi di giudizio nel 2013 a una pena di 17 anni. Quella sera, dopo un litigio, Luca Bedore aveva strangolato Luana, poi le aveva stretto 2 sacchetti di plastica sulla testa. Solo il giorno successivo, dopo aver passato la notte a vegliare la giovane donna, aveva chiamato i carabinieri dopo aver tentato di infliggersi ferite che non si erano rivelate mortali. Una figlia adorata, Luana, giovane stilista che Graziosa va a salutare in cimitero a Cinto tutti i giorni. Dov'è mia figlia? È un giardino di fiori. Tutti me lo dicono. Sì, questo è il giardino dove tengo io, le dico. Perché non si può dimenticare. E poi se non vado mi sento colpita. Mi sento colpita. E anche deve essere perfetta. Lei e il marito per Luana hanno fondato un'associazione. Ogni anno il 25 novembre inaugurano una panchina rossa nelle piazze delle frazioni del comune di Cinto Euganeo. Quest'anno è toccato a Faedo, nel 2024 sarà l'ultima a Cinto. Collaborano con il centro antiviolenza, a cui indirizzano le donne in difficoltà che li contattano. Da Luca Bedore, l'uomo che ha ucciso la loro figlia, neppure una parola. Non si è pentito.
È quello che mi fa rabbia. Aspettavo almeno un scritto, non so, scusa, anche perché, scusare, non so, perdonare 13 anni, ma non ho ancora perdonato, perché mia figlia non c'è più qua in casa, nella mia famiglia, e lei non c'è più, ecco. E ha parlato della Valle all'indomani dei funerali di Giulia Cecchettin, il nome della 22enne proposto per una statua. Sentiamo. Io credo che una statua o in Prato della Valle o forse meglio in centro storico dedicata a Giulia possa essere un modo con cui la città onora il suo impegno di iniziare con una statuaria di genere. Nel giorno in cui Prato della Valle e la Basilica di Santa Giustina accoglievano oltre 10.000 persone per l'addio a Giulia Cecchettin, il nome della giovane uccisa dall'ex fidanzato è stato proposto per la realizzazione di una statua di donna da collocare proprio in Prato della Valle o meglio ancora in centro storico a Padova. La proposta è stata fatta dall'assessore Andrea Colasi durante la Commissione Cultura e Pari Opportunità. È evidente che quello che è accaduto in questi ultimi giorni ha provocato una sorta di mobilitazione collettiva, di crescita di sensibilità e di consapevolezza. Io credo che si possa parlare di una generazione Giulia, specie per i giovani ragazzi. Ebbene, parlare di statue e pensare a Giulia è facile immaginare che un qualcosa, un'opera d'arte che possa evocare, ricordare questo processo di mutamento, perché quello che sta accadendo è un fatto positivo, vi è la presa di consapevolezza da parte di molti uomini, di moltissime donne, che il femminicidio è drammatico ed è un fattore culturale che va affrontato in modo organizzato e debito. Il femminicidio di Giulia ha scosso le coscienze, soprattutto quelle dei più giovani, e il suo sacrificio deve essere il motto del cambiamento culturale, come evocato dalle parole del discorso profondo e carico di significato pronunciato dal papà della 22enne dal pulpito. Padova, non a caso ha spiegato l'assessore Colasio, è tra le prime città nei secoli a condannare i femminicidi, come ricorda la storia dell'assassinio nel 600 di Lucrezia Dondi dell'Orologio da parte di un uomo che lei aveva respinto. La stuprò e la uccise. Le similitudini sono enormi perché era stato rifiutato. Lui si chiamava Attilio Pavanello, lei era Lucrezia Dondi dell'Orologio. Quello che è incredibile, il fatto avviene nel 1654 e come per Giulia si creò in città e a livello di Repubblica Serenissima un vero e proprio dibattito sulla questione che si tradusse poi in testi letterari, in poesie. In quel momento il comune di Padova e la Serenissima decisero che questo episodio andava fissato, cristallizzato dentro lo spazio pubblico più importante della città, il Palazzo della Ragione. Nel lato ovest, accanto al monumento a Tito Livio, c'è il monumento a Lucrezia Dondi dell'Orologio che ricorda appunto la violenza da lei subita. Capite? C'è un nesso storico simbolico incredibile tra il 1600 e l'oggi. La realizzazione di una statua di donna a Padova è una volontà che da mesi la città sta discutendo su dove e a chi dedicarla. Ora la scelta di dedicarla a Giulia potrebbe unire tutti, la decisione popolare sarà l'atto finale. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 2 milioni di luci natalizie sprovviste di regolare etichettatura recante le informazioni minime per i consumatori. L'operazione è nata da un'attività informativa che ha consentito di individuare un esercizio commerciale nella zona industriale di Padova dedito alla vendita di luci natalizie non conformi per carenza delle istruzioni necessarie a garantire gli standard di sicurezza. Nel corso della suddetta operazione si è proceduto al sequestro di oltre 2 milioni di confezioni di luci natalizie e il rappresentante legale delle imprese è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l'erogazione delle previste sanzioni amministrative. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio, una notizia che arriva ora da Venezia, un blitz in piazza San Marco, una turista francese che si trovava con la figlioletta in piazza San Marco a Venezia si è unita spontaneamente alla protesta degli attivisti per il clima dopo il blitz con il fango lanciato dagli attivisti davanti alla celebre chiesa veneziana. La donna e la figlia hanno raggiunto i dimostranti davanti alla basilica e a loro volta hanno sorretto uno dei manifesti arancioni che questi stavano esponendo. Siamo qui per suonare l'allarme antincendio, hanno detto gli attivisti. Questa è una protesta non violenta. Venezia, hanno detto ancora, è una città che sta affondando perché i nostri governi non hanno agito contro la crisi climatica. Oggi chi di voi è qui per fare le foto e vedere
vedere questa chiesa, ha un privilegio, siete gli ultimi che potranno vedere questa chiesa sopra il livello del mare. Questa dunque la protesta e le parole degli attivisti in piazza San Marco a Venezia. Ed ora andiamo invece a Vicenza. La Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto una consulente fiscale che esercitava l'attività da 5 anni senza essere iscritta a nessun albo professionale. La Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto una sedicente professionista che operava da 5 anni in qualità di consulente fiscale, sprovvista di partita IVA e in assenza di titolo autorizzativo abilitante all'esercizio della professione. È stata denunciata per esercizio abusivo della professione. Dall'attività ispettiva è emerso che la sedicente professionista aveva presentato modelli dichiarativi 7,30, quasi 400 pratiche in 5 anni, in un CAF abilitato del Vicentino, presso il quale è stata acquisita la lista di 97 clienti che negli anni si sono rivolti a lei per ottenere la redazione e la successiva trasmissione della dichiarazione dei redditi previo compenso, ma senza che fosse rilasciato alcun documento fiscale. I finanzieri hanno quindi constatato compensi non dichiarati dal 2018 ad oggi per diverse decine di migliaia di euro. Ed ora a Treviso, dove c'è stato un atto di violenza, ha picchiato il padre e la madre, colpendoli violentemente e facendoli finire in ospedale. È stata arrestata una 29enne, non potrà avvicinarsi ai genitori a meno di 500 metri. Una storia di violenze che si è consumata all'interno delle mura domestiche. A finire in manette una 29enne che ha aggredito violentemente la mamma ed il papà. Ha colpito la donna con un pugno e l'ha trascinata per i capelli. Poi si è accanita verso il padre che stava cercando di aiutare la moglie con calci e pugni fino a rompergli il cellulare in testa. A dare l'allarme i vicini di casa che hanno sentito le urla provenire dall'appartamento accanto. Sul posto 2 volanti della polizia. L'arresto è stato convalidato nel corso del processo per direttissima. Non solo, ma la donna non potrà avvicinarsi ai genitori a meno di 500 metri. Non era la prima volta, i maltrattamenti andavano avanti dalla scorsa primavera. Tutto è accaduto in una casa a Santa Maria del Rovere, amareggiato Don Adelino Bortoluzzi, parroco in questo quartiere di Treviso. Questi fatti in genere sono fatti dove si sperimentano sofferenze e solitudini estreme che hanno bisogno della solidarietà. Mi dispiace di non averla data a questa famiglia, ma mi dispiace anche di essere dentro una comunità dove in genere ognuno pensa ai fatti suoi, e quando si sentono queste sofferenze le persone dicono: beh, sono fatti loro, non sono fatti che interessano a me. La solidarietà è fondamentale, spiega, per non far sentire sole le persone che si trovano in difficoltà. Non ci si può girare dall'altra parte. Bisogna far di tutto perché ci siano delle strutture dove le famiglie, quando hanno bisogno, possano chiedere aiuto. Secondo, io farò di tutto e mi sforzo, come ho sempre fatto, a fare in modo che le famiglie parlino tra di loro e non abbiano paura di raccontarsi delle loro fragilità. I genitori della donna sono stati portati in ospedale per essere medicati, ma la ferita più profonda è quella di aver visto la propria figlia alzare le mani su loro senza pietà. Ed ora invece parliamo del Natale, ma anche di questo momento difficile per molte famiglie. Lo facciamo con Laura Schiavon della comunità Sant'Egidio di Padova. Buongiorno. Non la sento, aspetti, non sento l'audio. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti, spero mi sentiate ora. Adesso la sentiamo bene. Senta, questo sarà un Natale come? Insomma, abbiamo visto tante purtroppo le famiglie in grande difficoltà, insomma il numero purtroppo di persone che chiedono aiuto sta aumentando il numero, insomma è un periodo difficile, anche se non è questo periodo, perché è da tanto davvero che se ne parla e sempre troppe sono le persone che adesso chiedono aiuto. Sì, non sarà un Natale facile per molte persone. Lo stiamo vedendo in questi giorni, in queste settimane, è aumentata tantissimo la distribuzione del numero di spese che diamo a famiglie bisognose, ad anziani. Lo vediamo soprattutto tra gli anziani che faticano ad arrivare
a fine mese, e tante sono le situazioni non solo di povertà e di difficoltà, ma anche di solitudine. Quindi speriamo davvero, anche con le varie iniziative che stiamo mettendo in atto, di poter dare anche un segno di speranza, un segno di vicinanza e di sostegno a tanti che sono davvero sempre di più, molti. Ecco, di solito siamo abituati, insomma, purtroppo a parlare anche di stranieri che sono in difficoltà, ma in realtà ci sono anche tante famiglie italiane che prima non avevano questo tipo di problema, invece ora si trovano a dover combattere con questo problema. Sì, arriviamo da un tempo veramente non facile, complicato, prima la pandemia, poi gli aumenti delle varie spese, dei costi, a partire da quelli delle utenze, quindi c'è veramente una fatica del vivere quotidiano che raggiunge tutti, italiani, nuovi italiani, coloro che anche prima un po' diciamo riuscivano a barcamenarsi nella vita di ogni giorno. Ecco, prima mi ricollego un po' alle parole del parroco trevigiano, che diceva non bisogna girarsi in un altro ambito, che si parlava insomma di violenza all'interno delle mura domestiche, però insomma di non girarsi dall'altra parte, ma insomma di essere solidali, di questa solidarietà che forse si sta perdendo, un po' amareggiato il parroco in queste parole. Sì, credo che davvero in questo tempo si debba passare sempre più all'idea di un noi, che non ci si salva da soli, che c'è il bisogno di trovare legami. Ricordo che arriviamo da un che forse ci ha portato ad abituarci anche a vivere anche ognuno un po' staccato dall'altro, però i bisogni sono tanti, tra questi bisogni ci potrebbero essere anche i nostri, quindi davvero deve essere sempre più il tempo del noi e non dei tanti piccoli io. Questa credo sia una salvezza per tutti noi, anche per dare senso poi alla vita di tutti, anche di quelli che possono essere più importanti per gli altri. Ecco, come comunità avete pensato per questo Natale a qualche iniziativa particolare? Allora, come da tradizione ci sarà il pranzo, o meglio i pranzi della comunità di Sant'Egidio a Padova, come in tutte le altre città dove è presente la comunità, come il segno di voler vivere la grande festa del Natale in famiglia. E per la comunità di Sant'Egidio la famiglia è la famiglia che si raccoglie attorno al Vangelo, nella quale c'è posto per tutti, i poveri, gli amici di tutto l'anno che seguiamo, ma anche chi si vorrà presentare anche all'ultimo minuto. Ecco, voi pensate di trovare purtroppo tanta gente in questo Natale, forse più anche dell'anno scorso? Sì, i numeri stanno crescendo, stiamo preparando la tavola per più di 600 persone, però crediamo che possa essere anche un numero che possa aumentare. Di certo stiamo anche lanciando un appello a quanti si vogliono unire e aiutare a rendere bella questa festa, perché anche per chi vuole aiutare c'è posto per tutti. Se dovesse lanciare un po' un appello alle persone, a quelle insomma che invece questo problema per fortuna non ce l'hanno, quello proprio di non girarsi dall'altra parte in questo Natale, che invece sarà difficile per tanti. Certo, penso che ognuno di noi, anche nelle piccole cose, può fare grandi cose, ed è quello di provare a alzare lo sguardo, di avere un'attenzione per chi ci sta accanto, anche tra i vicini di casa. Alle volte le difficoltà si nascondono, ma sono vicine a noi, e davvero una parola, uno sguardo, uno stare vicino può fare molto. Credo che in questo tempo ci sia davvero bisogno di far spazio a una grande umanità.
Io la ringrazio davvero, speriamo davvero che sia un Natale, insomma, almeno tranquillo, ecco, e che per molti si riesca a trovare, come nella vostra comunità, possano trovare, insomma, un posto sereno dove poter trascorrere il Natale e che ci siano davvero tempi migliori un po' per tutti. Io la ringrazio davvero. Grazie a voi e me lo auguro anch'io, che sia veramente un Natale di grande speranza. Grazie. Un saluto a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, noi rimaniamo a Padova perché ho visto sullo schermo, eccolo qua, il nostro Federico Fusetti, però passiamo a parlare di politica. Federico, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Una pagina politica, apriamo qui da Padova, sono in compagnia di Andrea Benetti e vi stiamo mostrando, alle mie spalle c'è il Caffè Pedrocchi, che è uno dei luoghi simbolo di Padova. Perché siamo qui? Perché domani mattina in una delle sale al piano terra del Caffè Pedrocchi, la Sala Bianca, si consumerà un altro passaggio politico importante della nostra regione, ovvero, non è ufficiale, ma insomma ormai la notizia è di dominio pubblico, il consigliere regionale Fabrizio Boron, eletto con la lista Zaia, passerà in Forza Italia. Questo insomma lo diamo per certo, anche perché nell'invito che ci è stato recapitato come stampa si parla della presenza di parlamentari dirigenti di Forza Italia e dei 2 consiglieri regionali di Forza Italia. Insomma, mi pare abbastanza evidente, allora ci pare abbastanza evidente che la notizia c'è tutta e ovviamente sarà presente il coordinatore regionale Flavio Tosi di Forza Italia, che prenderà un caffè con Boron. Questo è l'invito, ma c'è molto più di un caffè, di una colazione, e c'è diciamo anche la grande attività politica di Tosi, che in questi mesi è riuscito diciamo a portare all'interno di Forza Italia parecchi esponenti politici anche di prestigio. Un nome su tutti è l'ex vicepresidente della Regione Veneto Forcolini. Allora siamo comunque riusciti a raggiungere al telefono Fabrizio Boron pochi minuti fa, prima dell'annuncio ufficiale di domani. Qualcosa ci ha detto e sentiamo cosa nel servizio di Chiara Gaiani, poi Daniela ti puoi riprendere la linea. Ci saranno sicuramente altre persone di provenienza del mondo del centrodestra, anche civico, che sono diciamo delle figure di riferimento importanti in Veneto, che entreranno, torneranno, si avvicineranno a Forza Italia. Così parlava Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia il 1° settembre scorso, e ora raccoglie i frutti. L'annuncio ufficiale è solo domani, ma ormai la decisione è presa. Fabrizio Boron, consigliere regionale eletto con la lista Zaia, sta per entrare in Forza Italia. Il corteggiamento di Flavio Tosi ha avuto successo. Boron, deluso, espulso, non più a suo agio nella Lega, sembra aver trovato nuove motivazioni, con la città di Padova al centro. C'è chi espelle, chi caccia via le persone e chi le accoglie. Il fatto di parlare di progetti, di parlare di futuro, di parlare di Padova, di parlare del Veneto, ecco, cose che ormai io non avevo più visto, no, in Lega negli ultimi 3-4 anni. Parlare di futuro è necessario e con Tosi domani avremo modo di farlo. Con Flavio Tosi abbiamo trovato il modo, abbiamo vissuto questa esperienza negli ultimi mesi, di confrontarci di quello che è le prospettive di una città importante come Padova. La campagna acquisti di Flavio Tosi è molto attiva. Alcuni politici veneti, anche di spicco, hanno già preso la tessera, altri ci stanno pensando. Si fanno i nomi degli assessori regionali Federico Caner e Giampaolo Bottaccin. Credo che altri colleghi stiano facendo lo stesso, stiano scoprendo diciamo quello che si era perso, no? Il bisogno di confronto e non di chiudere. Ecco, c'è bisogno di aprire, di parlare, di confrontarsi e non di cacciare via persone. È necessario soprattutto per la nostra città, che ha visto diciamo un'elezione amministrativa l'anno scorso veramente deludente, no? Perdere così Padova vuol dire non aver capito Padova, non averla ascoltata. Ecco, questo credo sia un obiettivo necessario che mi pongo e che dovrà porsi anche Flavio Tosi. All'incontro, si legge nell'invito, saranno presenti parlamentari e dirigenti di Forza Italia e i consiglieri regionali Elisa Venturini e Alberto Bozza. Più chiaro di così.
Rimaniamo a parlare di politica. Chiusa la stagione dei congressi provinciali, si apre per Fratelli d'Italia una partita tutta interna che vede il coordinatore regionale Luca De Carlo in una posizione indebolita. All'orizzonte test importanti, la scelta dei candidati per le amministrative e soprattutto per le europee di giugno, l'esito delle quali sarà determinante per una scelta del candidato alla presidenza della Regione Veneto 2025. Sentiamo. Le correnti ufficialmente non esistono, ma è innegabile che dall'esito dei congressi provinciali cambino gli equilibri interni a Fratelli d'Italia, con la vittoria di candidati che per la maggior parte fanno riferimento a Elena Donazzana e Adolfo Urso, meno al coordinatore regionale Luca De Carlo, che ospita ieri sera a Ring con grande sottigliezza qualche sassolino dalla scarpa se l'è tolto. Tutto ha portato ad aumentare i tesseramenti, quindi abbiamo raggiunto i 15.000 tesseramenti. Il tutto ha portato ad avere nuova linfa, quindi nuova classe dirigente, gente che magari in questi anni si era impegnata un po' meno, ma che grazie al congresso ha ritrovato spirito ed iniziativa, che si aggiunge a quelli che in questi anni hanno tirato magari di più la carretta. Oggi abbiamo molte più persone disponibili sul territorio a lavorare. Io non ne farei una questione di chi o chi è vicino a chi. Il partito uno è. Velate e frecciatine a chi avrebbe meno lavorato negli ultimi anni rispetto a chi ha tirato la carretta quando il partito aveva ben altri numeri? De Carlo smentisce e risponde con una battuta a chi vede il suo ruolo nel mirino. Io se fossi nel mirino sarei anche facilmente colpibile vista la stazza. E sono coordinatore da 4 anni. Io avrei fallito nel mio agire se non avessi messo tutti, simpatici o antipatici come ci sono in tutte le comunità umane, nelle condizioni di poter correre e vincere. Credo che su questo nessuno possa dire nulla, anzi, e quindi poi verrò giudicato sulla missione che mi è stata data, non certo se un mio amico fa o non fa il coordinatore provinciale. Ed ora la cronaca, parliamo degli insulti che sono stati rivolti ad un'arbitra di 17 anni durante una partita di basket. C'è una conferenza stampa in atto a Cittadella in questo momento, vediamo di seguire qualche parte di questa conferenza stampa. Non è semplice trovare arbitri e quindi è complicato. Probabilmente se erano in 2 la situazione sarebbe stata diversa. Probabilmente. La sospensione difficile che lei sospenda una partita in cui viene offesa. Sì, però, però avrebbe potuto farlo. Ecco, però chiaro. Sono 17 anni, un po' Sì, no, assolutamente. Assolutamente. Fatelo non fermare. Ma poi erano in 2 secondo me. Ma poi sarebbe stato sicuramente più facile. Immagino che anche all'arbitro venga insegnato a non ascoltare, anche probabilmente, perché insomma sono ruoli un po' particolari, difficili. Inesperienza in questo caso. Voi immagino, anche da quello che avete letto, vi siete confrontato un attimo con questo papà? Sì, abbiamo... Attualmente lui si è reso conto di aver fatto effettivamente un qualcosa che non andava fatto? Si è scusato con voi, con la società? Ci siamo confrontati con lui, noi gli abbiamo ribadito la nostra posizione e poi risponderà a chi di dovere. Ok, ma l'atteggiamento che lui ha avuto quando voi... Non è semplice, Silvia, perché comunque poi, come mi dicevi anche tu ieri, c'è un qualcosa anche oltre, quindi è molto delicata la cosa, quindi bisogna sempre comunque andare avanti con i piedi di piombo, perché poi si rischia anche magari di poi una denuncia al genitore, quindi è chiaro che loro devono comportarsi in maniera... Comunque voi avete già... Come avete sentito, lì ci sono i dirigenti della società di basket, insomma, che stanno rispondendo alle domande dei giornalisti e possibili conseguenze disciplinari per la persona che domenica ha proprio insultato l'arbitro in una partita di basket giovanile. Ora rischia un daspo. Potrebbe esserci un provvedimento della questura nei confronti del sostenitore della formazione di basket under 17 dei Cittadella Gunners, che domenica scorsa, durante una partita di campionato, ha pesantemente insultato la giovane arbitra. Insulti sessisti e una frase che ha fatto rabbrividire: meriti di fare la fine di quella di Vigonovo, un chiaro riferimento alla tragica storia di Giulia Cecchettin. E ora infatti la questura potrebbe decidere per un DASPO, ovvero il divieto di partecipare a manifestazioni sportive per 5 anni. L'episodio è stato condannato dalla Federazione Regionale della Pallacanestro e da tutte le società loro malgrado coinvolte. I Cittadella Gunners hanno espresso le scuse all'arbitra appena 17enne, anticipando azioni. La federazione invece
fa sapere che condanna con fermezza questi comportamenti intollerabili e ingiustificabili e che gli organi di giustizia competenti della federazione stanno adottando i dovuti provvedimenti disciplinari. Ed ora ancora cronaca, esce dal carcere e va subito a depredare una casetta di Natale in centro. Il malvivente aveva massacrato di botte un pensionato del Mercato Nuovo nel 2020. Siamo a Vicenza. Tutta la merce a terra che ha buttato, e ha bevuto il vino, si è mangiato un dolcetto e il resto che mi ha buttato a terra, che ho buttato tutto purtroppo, e ha rovinato il telo a quelli della fiera. Che reazione hai? Amareggiata, arrabbiata? Sì, che sono arrabbiata. Stanotte che ci siamo alzati per venire qua, poi stamattina presto per venire a mettere tutto in ordine. L'amarezza dei titolari di questa casetta di Natale da poco collocata in Corso Palladio dopo il saccheggio compiuto stanotte da un criminale appena scarcerato dalla casa circondariale della città. L'uomo, un italiano di 28 anni, con in tasca l'obbligo di soggiorno a Verona, aveva pensato bene di ignorare il provvedimento e di vezzeggiare la libertà riacquisita introducendosi in questa casetta colma di specialità gastronomiche. Con un coltello aveva tagliato i teli d'accesso e si era impossessato di bottiglie di vino, salumi e formaggi, riempiendo 2 borsoni colmi del valore di 200 euro. Tutto materiale che è stato restituito ai legittimi proprietari convocati sul posto poco dopo mezzanotte dagli agenti della questura. Uno dei vigilantes adibiti alla sicurezza e al controllo delle casette, infatti, aveva bloccato l'ex galeotto in attesa della polizia. L'uomo era finito in carcere nel 2020 per aver aggredito violentemente a calci e pugni un pensionato nel parcheggio del Mercato Nuovo. Un'aggressione violentissima, immotivata, ripresa fortunosamente da un residente che aveva colpito per l'efferatezza delle percosse. Visti i precedenti, il 28enne era stato riportato in cella in attesa dell'esito del rito in direttissima dell'autorità giudiziaria. Il danno alla casetta ammonta a circa 150 euro. Dispiace per tutti, perché siamo qui per lavorare, veniamo da giù fino a qua, è una cosa che non è mai capitata, purtroppo è capitata, non possiamo farci niente, speriamo che non succeda più. Ed ora nel Trevigiano, tragedia improvvisa nella mattinata di oggi. Un operaio al lavoro in un cantiere edile di Vittorio Veneto ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco. Sul posto si stanno recando i carabinieri della locale stazione insieme ai tecnici Spisal per far luce sulla dinamica del decesso. Vani tentativi di rianimare l'uomo che sarebbe crollato a terra privo di sensi davanti agli occhi dei colleghi. Portato d'urgenza in ospedale a Conegliano, l'uomo ha perso la vita poco dopo l'arrivo al Santa Maria dei Battuti. Dunque un'altra tragedia sul lavoro, questa volta dovuta molto probabilmente ad un malore. Rimaniamo sempre a Treviso, nel Trevigiano, con la cronaca. Sequestrarono, aggredirono e rapirono ben 7 vittime. L'ultimo rapimento in un casolare a Vedelago, scoperto dai carabinieri. 2 della banda, i maggiorenni, hanno ottenuto il rito abbreviato e quindi uno sconto di 1/3 della pena. Si erano definiti giustizieri di presunti pedofili, 3 giovanissimi della banda che rapirono, aggredirono, picchiarono e rapinarono 7 vittime. In tribunale a Treviso sono arrivati 2 maggiorenni che, accompagnati dai rispettivi legali, hanno chiesto di poter accedere al rito abbreviato condizionato dalla perizia dei consulenti di parte. Istanza quest'ultima non accettata dal giudice Piera De Stefani, che ha concesso comunque il rito abbreviato. Insomma, i 2 ragazzi potrebbero beneficiare dello sconto di 1/3 della pena. Non solo, ma sarebbero stati anche ammessi al percorso della giustizia riparativa. La banda è stata arrestata dai carabinieri lo scorso febbraio, quando i 3, 2 maggiorenni ed un minorenne, organizzarono l'ennesima trappola micidiale per adescare un 50enne contattato in una chat di uomini. Lo avevano attirato a Vedelago in un casolare abbandonato, poi stordito con un taser, legato, picchiato e rapinato. Solo grazie all'intervento dei carabinieri che stavano controllando la zona, la vittima è stata liberata. Poi le indagini che hanno portato a scoprire altri casi analoghi, altri uomini finiti nella rete della banda, stesse modalità. 7 le persone individuate dai militari dell'Arma. Tutti hanno presentato la denuncia contro i 3 giovani di Vedelago, solo 2 hanno rimesso la querela, gli altri 5 hanno invece deciso di andare avanti. Una camera di consiglio durata qualche ora, poi la decisione del giudice. L'11 aprile i 2 ragazzi accusati di rapina aggravata, sequestro di persona, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e porto di oggetti atti ad offendere torneranno in aula. Percorso diverso per il minorenne, per il quale procede il Tribunale dei minori di Venezia.
Ed ora nel Padovano, dove è stato arrestato a Castelbaldo dopo aver rubato su un'auto un ladro. Sorpreso a rubare in un'auto da un cittadino che ha subito allertato i carabinieri, un 24enne polacco residente in provincia di Verona è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Este. Lo straniero era stato notato da un cittadino mentre con un mattone rompeva il finestrino di una vettura parcheggiata nella zona del cimitero di Castelbaldo. Poi, dopo aver rovistato all'interno, è scappato con la mano ferita. I carabinieri, grazie alla descrizione fatta dal testimone, hanno bloccato il ladro poco lontano e recuperata la refurtiva. E sul blitz che c'è stato in piazza San Marco ci sono le parole del presidente Luca Zaia: questa non è la modalità giusta rispetto al massimo. Le proteste democratiche di tutti ci mancherebbe, soprattutto se riguardano temi così importanti, dice, come quello del cambiamento climatico. Abbiamo appena concluso la COP28 e mi sembra di capire che da lì i grandi segnali non ne siano usciti. Lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia in riferimento all'azione di questa mattina degli attivisti, ma da qui ad imbrattare la Basilica di San Marco piuttosto che altri edifici direi decisamente no. Aggiunge, basti pensare che questo imbrattamento poi si tradurrà in un peggioramento del clima. Queste dunque le parole del governatore Zaia. Ora ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, ecco, lo vedo collegato con noi Federico Capraro, presidente Ascom Confcommercio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Dunque parliamo di questo Natale, insomma delle aspettative che hanno i commercianti, come sarà? Abbiamo visto, insomma abbiamo parlato con una comunità, ci dice ma questo è un periodo difficile, tante le famiglie che sono in grande difficoltà, come vedono questo Natale invece i commercianti? Ma vedono un Natale a due tinte. Ce n'è una sicuramente di preoccupazione e di attenzione per una situazione economica che sta evidentemente contraendo la spesa. Ci troviamo tutti noi, non solo ovviamente i nostri clienti, i nostri ospiti, ma tutti noi ad avere la stessa disponibilità di prima. In realtà non è così, perché i tassi di interesse, i costi dei mutui portano a togliere disponibilità nelle tasche degli italiani e con quindi meno soldi, non con gli stessi soldi di prima, con meno soldi bisogna comprare le stesse cose di prima, che però costano a causa dell'inflazione più di prima, e quindi è chiaro che il risultato è che si comprerà meno e si consumerà meno. Questo è figlio di una situazione economica che stiamo vivendo e sulla quale c'è evidentemente necessità di intervenire, anche perché bisogna far riprendere assolutamente l'economia. Si sono fermati anche molti investimenti che sono quelli che creano il volano per portare poi a sua volta la disponibilità nelle tasche degli italiani. Al netto di questo, che è una situazione reale, c'è una contingenza che è quella del periodo del Natale. Il Natale si è appena acceso e le sensazioni sono molto positive. Per quale motivo? Perché in tutte le piazze nelle quali nello scorso fine settimana si è così celebrato l'inizio del Natale con l'accensione degli alberi di Natale, si è visto uno spirito di comunità, una voglia di partecipare, anche di stare fuori, di stare in compagnia, di accogliere il Natale, che era anni che non si vedeva. Questo almeno è successo nelle piazze di Treviso e di altre città della nostra provincia che abbiamo seguito e che hanno fatto emergere questo. Inoltre le prenotazioni per il Natale, per le occasioni delle cene di Natale, dello stare insieme, sono prenotazioni che stanno andando bene. Probabilmente c'è anche un cambiamento di tendenza nella spesa. Ciò che fa esperienza, il viaggio, la serata, questo raccoglie in questo momento l'interesse dei nostri clienti, probabilmente più dell'acquisto
cosa che invece avveniva magari più in passato. Quindi ci sono anche dei cambiamenti in questo periodo. Ecco, quindi insomma diciamo che i cittadini preferiscono di più fare il viaggio, comunque uscire a pranzo, insomma a cena nei periodi di festività, piuttosto che magari fare un acquisto. Ma noi stiamo attraversando proprio questa situazione qua, si passa dalla proprietà e al possesso delle cose all'esperienza delle cose. Oggi fare le esperienze vale molto di più. Lo confermano i dati ad esempio della montagna, nelle quali le prenotazioni stanno crescendo veramente in misura importante. Già questo fine settimana è previsto nelle località dove gli alberghi sono aperti dei numeri davvero importanti, e quindi vuol dire che la gente anche in situazioni particolari non vuole togliersi il piacere dell'esperienza, dello stare insieme, della convivialità. Questo ovviamente a vantaggio di alcuni settori e probabilmente a discapito di altri. Sono anche dei cicli in questo senso al quale noi assistiamo. In questo momento questa è sicuramente una tendenza. Ecco, tanti attendevano il Black Friday per iniziare i primi acquisti, anche perché ci sono molte persone che magari acquistano un po' prima di Natale proprio per cercare insomma di trovare un'offerta migliore. Com'è andato quest'anno? Noi assistiamo a questo fenomeno che ormai è diventato una nuova abitudine, perché ormai è entrata nell'immaginario collettivo. Ormai di anno in anno in autunno si aspetta la data del Black Friday, che non è più il venerdì solo, non è più solo il weekend, diventa la settimana del Black Friday, no? Noi assistiamo a uno spostamento dei consumi, cioè si aumenta il periodo nel quale vengono fatte le spese. E cosa vuol dire? Che a fine anno i conti rimangono quelli, semplicemente sono meno concentrati e sono più diluiti. Tenete anche conto che dal punto di vista proprio anche del commerciale è difficile sostenere un'attesa, un'aspettativa per un mese come avviene per il Natale, figuriamoci se poi è anticipata di qualche settimana da questa Black Friday, che oggi è diventata non più un'abitudine americana importata in Italia, ma un'abitudine ormai anche italiana. Senta, fra i settori, qual è il settore che in questo momento sta risentendo maggiormente per quanto riguarda gli acquisti? Fino a poche settimane fa sicuramente l'abbigliamento, in ragione della stagione, cioè mancava il freddo. Mancava il freddo, quindi mancava il bisogno, la voglia di acquistare i capi invernali. In questo momento le temperature sono completamente cambiate e quindi c'è una ripresa, ma le prime settimane e il primo periodo è stato sicuramente un periodo difficile nel quale si fa fatica poi a recuperare. Ci sono, come dicevo prima, e questo ne è un esempio, settori che variano da periodi a periodi e alcuni anche da annate ad annate. Un certo tipo di acquisti, tipo questo, ha sicuramente risentito in questo autunno più che in altri anni. C'è un po' l'aspettativa di recuperare, manca ancora un po' al Natale, si spera che ci sia un po' una corsa poi come al solito agli ultimi regali per il Natale comunque. Sì, certo, c'è un'aspettativa, c'è un ottimismo, c'è una volontà, c'è una convinzione che poi è anche tipica di chi fa questo mestiere, no? Noi dobbiamo necessariamente vederla in questa maniera, ma poi la sentiamo così. Abbiamo scaldato le piazze, abbiamo illuminato i portici, abbiamo con le amministrazioni locali che anche in questo momento di difficoltà non hanno, l'abbiamo visto in più città, non hanno comunque voluto rinunciare a dare un segno importante alla comunità. Ecco, io credo che le vetrine oggi stiano proprio dicendo questo, che i negozi sono belli, sono pronti, aperti ad accogliere
gli ospiti, a creare anche quell'entusiasmo, quella propensione alla spesa, all'acquisto. Ricordiamoci che anche il momento dello scambio del regalo è anche un momento. Si è bloccato il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il presidente di ASCOM Confcommercio Treviso. Come stava dicendo, insomma, alcuni settori stanno soffrendo maggiormente. Ecco qua, Presidente, la sentiamo adesso. Chiedo scusa, probabilmente è saltato il collegamento. Stavo dicendo che appunto i negozi, le vetrine sono pronte ad accogliere i clienti, coloro che vengono anche non nel periodo turistico, ma a scoprire i nostri centri. Lo sono con grande entusiasmo. Non dimentichiamo che anche il momento dello scambio del regalo, al di là dell'oggetto che si regala, è anche un momento da un punto di vista umano al quale noi diamo particolare importanza. Bisogna anche recuperare questi valori, il piacere di regalare, il piacere di emozionare. Si vive anche di queste cose, quindi noi come posso dire, ci siamo preparati per un bel Natale. Ecco, terminato poi il Natale ci sarà un po' il bilancio di come sarà andata questa festività, insomma, sperando che, abbiamo anche detto prima, sperando che sia un Natale, insomma, tranquillo anche per i commercianti, non solo per i cittadini. E tornando a parlare invece delle chiusure, aperture, insomma, dei negozi, dei piccoli negozi in centro, come sta andando invece? Cosa vi aspettate per il prossimo anno? Si è bloccato di nuovo il collegamento, niente, abbiamo qualche problema oggi con il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Un Natale, l'abbiamo detto, difficile sotto tanti punti di vista, perché tante, insomma, le persone che sono in difficoltà, ma anche, come avete visto, quindi ovviamente persone in difficoltà, quindi che fanno più fatica anche ad acquistare. Presidente, non so se aveva sentito la domanda di prima. Sì, deve essere anche un Natale, certo, di attenzione e di solidarietà, ma lo è sempre stato. Deve essere e lo sarà un Natale che chiude un anno e porterà a fare evidentemente dei conti, no? Dei ragionamenti. Ci aspetta un inverno che è sicuramente, per le ragioni economiche che dicevamo prima, un inverno lungo e in questo ci sono dei continui cambi così, nel saldo aperture e chiusure, che è un saldo che in alcuni comuni riusciamo a contenere a pareggio, in alcuni in realtà segniamo un segno appunto negativo, sono maggiori le chiusure delle aperture. C'è un turnover che è molto più radicato in alcuni settori, penso a quello dei pubblici esercizi. In realtà ci sono alcune attività commerciali che non hanno ricambio e che quindi noi lo vediamo, portano ad una chiusura che non ha la possibilità di rivedere una riapertura, perché i figli non seguono il lavoro dei padri, perché coloro che magari commessi o impiegati da tanti anni non si assumono il rischio anche di seguire un'attività pur conoscendola da vicino, perché vi hanno lavorato per tanto tempo, e non in tutti i settori c'è la disponibilità di giovani, di persone che rilevano le attività. Questo ovviamente avviene maggiormente sul piccolo, evidente, piccolo inteso come dimensioni di negozio e piccolo anche inteso come dimensione di area, di quartiere, di paese nel quale queste attività si trovano, perché le tendenze vanno in un'altra direzione rispetto a quella del piccolo commercio al dettaglio. Ma noi lo ricordiamo e lo ricordiamo con orgoglio, noi viviamo queste attività come attività commerciali, ovviamente, ma sono attività che hanno un altissimo valore sociale, un altissimo valore di comunità. Chi oggi è commerciante compie anche una missione e dà anche un contributo alla comunità nella quale vive, perché offre un servizio, lo offre alle fasce generalmente più deboli e offre un servizio alla comunità, perché illuminare una strada, illuminare una via è un segno di sicurezza, di attenzione, di presenza che vale per tutti. Presidente, io la ringrazio davvero. Grazie Daniela, a presto e scusatemi del collegamento. No, grazie invece a lei, grazie e buon lavoro.
Noi andiamo a parlare di sanità perché Covid e influenza stanno decimando scuole ed aziende, lo abbiamo sentito, nella sola ULSS 2 sono 95 contagiati di Covid tra medici ed infermieri, 198 le persone ricoverate, l'appello alla vaccinazione del direttore generale, organizzate sedute straordinarie nei festivi per consentire una più ampia partecipazione. Siamo sostanzialmente nel pieno della virosi, il Covid sta riprendendo. Classi decimate, uffici ed aziende in difficoltà per le assenze di personale a letto con Covid o influenza, nuova ondata di contagi che riporta in auge le norme che speravamo di avere dimenticato, dall'igiene delle mani alle mascherine nei luoghi affollati. Abbiamo anche al nostro interno 16 medici, 36 infermieri, circa 95 persone che sono a casa positive col Covid, quindi è una cosa che sta diventando molto generalizzata. La preoccupazione è che abbiamo una fascia di anziani che viene colpita, tant'è che abbiamo circa 198 ricoverati oggi, quindi in aumento per quanto riguarda il Covid. 6 i ricoverati in terapia intensiva, 10 in semi-intensiva, gli altri nei vari reparti malattie infettive, medicina, pneumologie. Giovedì in programma un incontro per la riorganizzazione dell'ospedale proprio per il numero elevato di ricoveri Covid. La raccomandazione è quella di vaccinarsi sia per l'influenza che per il Covid. In programma Vax Day straordinari nei giorni festivi, il primo l'8 dicembre. Ne faremo altrettanto il 17. Ci saremo anche noi, anch'io e i miei collaboratori, dove apriremo ulteriori 3.600 posti solo per il Covid, perché stiamo vedendo che c'è adesso una richiesta maggiore. L'appello va anche ai medici famiglia, la Regione so che ha chiuso un accordo con i medici famiglia perché ci aiutino sostanzialmente a far fronte a queste richieste che noi speriamo siano in aumento per vaccinarsi per il Covid. Queste dunque, l'avete l'appello del direttore generale dell'ULSS 2. Per quanto riguarda invece il blitz oggi degli attivisti in piazza San Marco, le parole prima l'avete sentite del presidente della regione Luca Zaia, ora del sindaco di Venezia, un gesto gravissimo e vergognoso che condanniamo fermamente. Queste le parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in merito al blitz degli attivisti per il clima che questa mattina hanno imbrattato l'esterno della Basilica di San Marco a Venezia, sembra con del liquido misto a fango. Ora basta, dice, è legittimo esprimere il proprio dissenso, ma sempre rispettando la legge e il nostro patrimonio culturale e religioso. Ha commentato sulla difesa dell'ambiente. La nostra città opera con azioni concrete, non ha certo il vandalismo il metodo corretto per trovare soluzioni. E vediamo le immagini, le vediamo insieme le immagini degli attivisti che stanno imbrattando la Basilica di San Marco, un gesto vergognoso come ha detto anche il presidente Zaia. Ed ora parliamo del blitz dei carabinieri invece nel settore dell'agricoltura, dell'edilizia e del commercio, trovati 9 lavoratori in nero, elevate multe per 250.000 euro a 19 aziende, dunque un blitz dei carabinieri nel Trevigiano. 9 lavoratori sorpresi a lavorare in nero, 6 in agricoltura, 2 nell'edilizia e 1 nel commercio. Continuano i controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro in diverse attività presenti nella provincia di Treviso per verificare la sicurezza negli ambienti di lavoro e il fenomeno del lavoro nero. Nelle verifiche ben 7 attività sono state sospese per lavoro sommerso e gravi violazioni in materia di sicurezza. Gli uomini dell'Arma hanno elevato sanzioni e ammende per oltre 250.000 euro. In alcuni cantieri edili nei comuni di Refrontolo, Volpago del Montello e Pieve del Grappa, i militari dell'Arma hanno trovato lavoratori che stavano operando sul tetto in assenza di idonei sistemi di protezione contro il pericolo di cadute. Nel cantiere di Volpago è stata inoltre riscontrata la presenza di un lavoratore italiano impiegato in nero. In agricoltura, a Breda di Piave, in 2 aziende gestite da cittadini
cittadini extracomunitari, 6 lavoratori di origini pakistane completamente irregolari sono stati trovati mentre svolgevano lavorazioni di taglio e potatura delle viti. Irregolarità anche nel settore del commercio, dove un lavoratore in un negozio di alimentari e un dipendente di un bar a Mansuet lavoravano illegalmente, sanzionato il titolare del bar. Il non rispetto delle regole e lo sfruttamento del lavoro nelle aziende preoccupa anche i sindacati. Il fenomeno non accenna a diminuire. Qual è la vostra denuncia? La nostra denuncia è quella di aumentare i controlli, ma anche aumentare le sanzioni, ovvero sia condannare le aziende che hanno lavoratori in nero ad assumere questi lavoratori a tempo indeterminato e magari pagare anche qualche anno di arretrato i contributi, in modo tale che ci sia la vera deterrenza, perché una piccola multa, che è solo magari una parte del risparmio che ho fatto sulle spalle di chi ho sfruttato, non conta nulla. I progetti originali di Andrea Palladio verranno presto digitalizzati e messi a disposizione anche del grande pubblico. Una catalogazione inedita finanziata con i fondi del PNRR per diffondere l'opera del grande architetto. Un progetto di questo tipo permette sicuramente di approfondire le conoscenze che noi abbiamo sui disegni palladiani. In modo particolare un'attività di questo tipo, di quello che verrà effettuata, permetterà anche di andare a vedere proprio i minimi segni che ci sono sul disegno e riuscire a capire anche come Palladio disegnava, quali sono anche le cose che fa. Quindi da un punto di vista scientifico l'approfondimento che ci aspettiamo è indubbiamente rilevante. Digitalizzare i disegni originali dei progetti vergati da Andrea Palladio, radunarli dalle diverse fonti ed offrirli con una qualità fotografica con una risoluzione elevatissima al vasto pubblico di turisti appassionati che vorranno esaminarli in 2 postazioni fisse in città. E questo è l'ambizioso progetto che è stato finanziato con quasi 60.000 euro dal Ministero della Cultura con i fondi del PNRR ed affidato alla sovrintendenza, al CISA e ai musei civici cittadini. Un progetto approvato che offrirà una serie di vantaggi: documentare e preservare tutti i disegni architettonici, offrendo a contempo ai ricercatori nuove opportunità di lettura dei documenti, con la possibilità di risalire agli intenti e ai ripensamenti dello sviluppo delle singole opere tracciate dal grande architetto a secco con uno stilo d'avorio. Il materiale, una volta digitalizzato, non sarà però solo a disposizione degli addetti ai lavori. La novità sarà quella appunto di predisporre 2 schermi touchscreen, uno al Palladio Museum e uno al Museo di Palazzo Chiericati, che potranno essere utilizzati dai visitatori, dai vicentini. Queste postazioni daranno accesso a tutti i disegni, cosa che non è mai possibile in nessuna mostra, sono mai stati esposti simultaneamente. Il problema è che spesso sono disegnati su ambedue i lati, per cui quando vengono esposti è solo una facciata. La possibilità appunto di maneggiarli, che fisicamente bisogna farlo sempre con i guanti, invece adesso con i soliti tocchi che siamo abituati con il telefono, girarli, ruotarli, ingrandirli, poter avere una fonte di luce artificiale con cui esaltare tutta la rugosità, il segno di Palladio che aveva lasciato, e quindi avere quasi un surrogato molto molto vicino alla realtà dell'oggetto originale. Arriva pochi giorni dopo l'approvazione del Teatro Olimpico come monumento nazionale. Davvero l'idea di valorizzare la città, di valorizzare quello poi che è stato l'architetto che di fatto ha dato un volto alla nostra città, è una delle cose più importanti che possiamo mettere in campo in questi anni, ed è un'attività su cui siamo impegnati come amministrazione, ma devo dire con tutte le istituzioni culturali attive a Vicenza. Prima di chiudere vorrei farvi vedere le immagini degli attivisti che per il clima hanno imbrattato poco fa all'esterno della Basilica di San Marco a Venezia nel corso di un'azione che hanno definito un allarme antincendio. Con un paio di estintori hanno lanciato contro le mura della chiesa del liquido misto fango, esponendo poi uno striscione con lo slogan "Fondo riparazione". Alcune persone li hanno presi di mira contestando questa forma di protesta per il clima. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Digos. Le operazioni poi di pulizia sono iniziate praticamente subito. Questa dunque l'ultima notizia di questa nostra prima edizione. Ovviamente ci saranno le indagini poi da parte della Digos, della Questura di Venezia.
A me non rimane che salutarvi, vi ricordo subito dopo le previsioni del meteo, c'è il film Io non sono qui, io ringrazio invece i registi che ci hanno seguito passo dopo passo, Alessandro Granziera e Alberto Pivetta, e a me non rimane che salutarvi, l'appuntamento ovviamente per la prima edizione a domani, grazie, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Una temporanea rimonta dell'anticiclone favorirà tempo più stabile nella giornata di giovedì 7 dicembre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto precipitazioni assenti, avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Foschie o nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde, localmente persistenti anche durante il giorno. Le temperature saranno in lieve diminuzione, minime tra -3 e 1 grado, massime tra 5 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza sereno con probabilità di gelate notturne anche in pianura oltre che sulla zona montana. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove un campo di alta pressione anche in questo caso garantirà un tempo piuttosto soleggiato. Temperature minime tra lo 0 e i -3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.